Al via a Rossano i lavori di restauro di Palazzo Sebellin, l'ex sede municipale. Grazie a un contributo regionale è partita così la seconda parte di interventi che interessa la parte centrale dell'edificio. Diventerà la casa delle associazioni, Casa Rossano, e troveranno posto tutte le associazioni rossanesi. Diventerà anche la sede della nostra Proloco. Rossano non si ferma, non si è mai fermata, avanti con i lavori. Ed è ancora la sindaca Martini che ci accompagna in un viaggio all'interno della struttura alla scoperta di veri e propri tesori, a cominciare dal terzo piano dove è stato tolto il controsoffitto per ripristinare l'originale soffitto con travi in legno. Guardate che meraviglia! Pensate, una volta terminato, che meraviglia! Ecco, una grande soddisfazione pensare che qui verranno le nostre associazioni. Elementi del passato che verranno così ripristinati e riportati all'antico splendore. E le belle sorprese anche nella parte esterna, perché come vedete, togliendo tutto l'intonaco, sopra si prefigura un arco